Buona serata cari telespettatori, ben ritrovati con noi, con i nostri ospiti, e sarà una serata molto interessante, anche richiederà un piccolo impegno ma sempre a fin di utilità e di bene, perché come vi avevamo già promesso tempo addietro parleremo delle novità fiscali per il 2025, di taglio al cuneo fiscale, di che cosa è diventato strutturale, quali ci sono i vantaggi per i lavoratori dipendenti, quali per, se ce ne sono, i pensionati, cosa si sarebbe dovuto fare, cosa si è fatto, quali sono importanti novità strategiche da capire per le aliquote. E non è tutto vano quello che si dice, perché possono cambiare radicalmente le cose, come è successo anche in passato quando abbiamo parlato con i nostri ospiti dello SPCGL, di quando andare in pensione, quanto resistere ancora al lavoro, calcolare bene i giorni o i diritti inespressi, quindi farsi fare il calcolo delle pensioni. Così è altrettanto importante sapere in quale aliquota si rientra, perché a volte chiedere, così banalizzando, un piccolo aumento e fare uno scatto di aliquota può costare anche essere ben cara la pelle. Allora, ne parliamo con i nostri ospiti. Massimo Cestaro, naturalmente qui con noi, segretario dello SPCGL del Veneto, ben ritrovato segretario. Graziano Basso, in carne e ossa stavolta, responsabile fiscale della CAF CGIL Nord-Est, grazie di essere qui con noi. E poi siamo collegati con Nazionale, per cui Giuliano Ferranti del Dipartimento Previdenza Fisco SPCGL. Ben arrivato anche a lei. Grazie. Allora, siamo arrivati al momento, è finita la legge di bilancio approvata, la situazione fiscale ormai è definitiva, così dovrebbe essere, anche in parte lo è perché ci sono state delle misure strutturali che si auspicavano. Perché lo SPCGL ha deciso di fare questo approfondimento? Allora, intanto buonasera a tutti. Facciamo un approfondimento per tante ragioni. Intanto per, diciamo, un fattore elementare, insomma, di informazione e di comunicazione, ma poi perché sul tema delle tasse si sentono dire troppe cose e spesso non sempre esatte. Ora, intanto bisogna stabilire così, diciamo, a grandi linee cosa sono le tasse, no? Cioè le tasse, diciamo, quel contributo che ogni cittadino dà allo Stato per avere in cambio dei servizi. Diciamo che il patto fiscale, che è il patto che regola il rapporto tra Stato e cittadini, è quello che definisce un po', diciamo, il dato di cittadinanza. La società civile si basa sul fatto che lo Stato offre una serie di servizi. Ecco, lo interrompo solo un attimo, un po' per chiedo a lei che è fiscalista. Sì. Io, ai tempi dell'università c'era tasse, imposte e contributi. Sì. C'era questo distinguo. La distinzione, così facciamo anche informazione, qual è? Tasse, imposte e contributi esiste ancora? Sì, cioè formalmente sì. Le interrompo, ma giusto per le fonti fanno parte delle fonti del diritto, per cui sono le suddivisioni previste dalla normativa, esistono ancora. Sono tutte contribuzioni che si danno allo Stato in differente forma, che servono per poi avere di ritorno, tra virgolette, dei servizi che possono essere tasse, imposte e contributi. Allora possono essere dei servizi a livello statale, a livello regionale, come di cui sta parlando appunto il segretario. Sì, possono essere anche a livello regionale, come potrebbero essere dei contributi che io verso per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, possono essere dei contributi che posso versare dagli enti pubblici come all'INPS per avere poi una pensione che è il reddito del pensionato. Cioè c'è ancora, non è cambiato nulla, non è stato sovvertito l'origine. Non c'è stata quindi una riforma fiscale, questo è importante capire. No, c'è stata una riforma fiscale, ma non in quel senso, sono state solamente cambiate le modalità con cui effettuare il prelievo delle tasse, e questo praticamente per questo hanno dovuto fare degli adattamenti, e saranno ancora necessari degli adattamenti, perché ciò che è stato fatto non soddisfa ancora i requisiti di equità. E dopo entriamo nel merito. Comunque io intanto interrompo con queste domande, così aiutiamo i nostri telespettatori a farsi un po' una cultura, anche magari chi non ha detto i lavori. Quindi do ut des, giusto? Sì,
Dicevo, quello lì è un rapporto che definisce, diciamo, diciamo, il livello di cittadinanza, no? Il sistema di welfare, il sistema di protezioni sociali, appunto dicevo il sistema sanitario e via dicendo. Il punto qual è? Il punto è che le tasse, poi lo vedremo tra un attimo, gravano prevalentemente, circa l'80%, su lavoratori dipendenti e pensionati. Ora, è chiaro che quando io mi guardo il cedolino della pensione o diciamo il cedolino della paga per il lavoratore dipendente e guardi il tuo netto e quanto paghi di tasse, ti verrebbe un po' un senso di svenimento, insomma. Nel piangere praticamente, un senso di dolore. Perché, diciamo, c'è una dimensione di trattenute sia sulla pensione che sullo stipendio che, insomma, è una trattenuta molto, ma molto importante. E quindi piacerebbe a tutti avere quella voce diminuita, quindi pagare meno tasse. O perlomeno piacerebbe a tutti dire, vabbè, accetto questo scotto, diciamo così, a fronte di tanti bei servizi, posso avere più bambini perché ci sono i servizi che mi supportano, e invece tutto ciò che di cui vuoi avere devi pagartelo. Diciamo casa di riposo gratis. Diciamo pure un'altra cosa, che sarei più contento di pagare quella cifra se sapessi che quella cifra la pagano tutti. Oppure che la pagano tutti. Allora, è qua un primo punto, perché anche qua i dati disponibili che sono del 2023 dicono che il dato di evasione fiscale e contributiva in Italia si attesta attorno ai 100 miliardi all'anno. E c'è stato comunque un buon recupero l'anno scorso. C'è stato un recupero, ecco, sì, però stiamo andando avanti, adesso ancora rincorrono ste voci di ulteriori patteggiamenti con chi ancora non... come si chiamano quelle cose che si fanno? Condoni. Ah, ecco, non mi veniva la parola, condoni, no, l'ennesimo condono. Anche qua... Però al di là di tutto, per carità, ma piuttosto che niente meglio piuttosto, perché si sa benissimo che ci sono cifre che non possono essere recuperate, sì, e di questo è un male universale. Però il problema è qual è il messaggio educativo che mandi in onda, perché se io so che tra un anno, 2 anni ho il condono, ma chi me lo fa pagare le tasse o i contributi che devo pagare? Li evado, perché tanto prima o dopo succede che ci sarà un condono. Questa cosa è dimostrato che ma allora ci sono molte persone disoneste, perché se una persona ho capito io, se no non avremmo questo livello di evasione fiscale e contributiva. Lo dico perché anche qua questo governo è intervenuto con la flat tax per i lavoratori autonomi. Allora, anche qua noi non abbiamo niente contro i lavoratori autonomi, ci mancherebbe, però come ho avuto modo di dire anche in qualche altra occasione in questa trasmissione, se io vado all'ospedale per una qualche patologia, il mio costo per quell'ospedale è uguale al lavoratore autonomo, cioè non è che il costo per il Servizio Sanitario Nazionale per il lavoratore autonomo vale meno, costa tanto quanto me. Allora io non ho capito perché devo versare allo Stato, diciamo, la tassazione con la curva dell'IRPEF, fatto il 35-40% quello che è, e quell'altro c'è una tassazione posso fissa. Dire, quindi capisco, giusto, però secondo me generalizzare il lavoro autonomo non è corretto, perché io conosco tantissimi lavoratori autonomi che pagano tante di quelle tasse e sono onesti, che non è corretto. Ci sono invece tanti altri, tra l'altro purtroppo anche molti stranieri
che dichiarano pochissimo e pur di fare categorie ben note, che non facciamo menzioni, però lo sappiamo benissimo quando ci arriva l'elettricista a casa, l'idraulico. Guarda, stavamo parlando prima, insomma, nel senso che le condizioni del lavoratore autonomo molto spesso non sono analoghe dal punto di vista della protezione dei diritti, diciamo, del lavoratore dipendente, bisogna essere anche chiari da questo punto di vista. No, ma non è, cioè, non sto facendo un'accusa al lavoratore autonomo, ci mancherebbe, insomma, non mi interessa proprio. Dico che il messaggio che mandi in onda, tu governo, non questo governo, ma anche altri precedenti, ma il messaggio che mandi in onda è che tutto sommato pagare meno tasse va bene. Dico, beh, sì, certo, sono d'accordo, pure io, insomma, ho detto prima, mi guardo il cetriolino della pensione e vedo quanto pago di tasse e mi sento male. Il punto è che secondo me, secondo noi, ormai dietro questo ragionamento che bisogna pagare meno tasse, questa cosa sugli sprechi, no? Cioè bisogna eliminare gli sprechi. Adesso ne avessi sentito uno dire viva gli sprechi, no, nel senso che anche il più stupido che passa per strada dice che bisogna ridurre gli sprechi, va benissimo. Poi si comincia a dire le pensioni costano troppo. Ecco, costano troppo. Questo lo dice l'Europa, questo ce lo rimprovera l'Europa, ecco, abbiamo sì, spada appunto, di Damocle. Costano troppo in rapporto a che cosa? In rapporto a che cosa? Perché se guardo l'Europa, le pensioni sono tassate molto ma molto di meno, e lo vedremo dopo, che non in Italia. Il sistema di welfare, di protezioni sociali, è molto più avanzato che non in Italia. Cioè, quindi, quando si dice costa troppo, ripeto, in rapporto a che cosa? La nostra sensazione, la mia sensazione, che stiamo sostenendo da diverso tempo, è che dietro queste parole, insomma, si nasconde un disegno preciso, che è quello che stiamo vedendo, e cioè la continua riduzione dei servizi pubblici a favore del privato. Sta succedendo in sanità, e adesso abbiamo visto con l'ultimo intervento, tra le tante cose sulle pensioni, che nel tentativo di affondare la vituperata Fornero, che non lo sta facendo sto governo, che per alcuni versi ha perfino peggiorato i criteri della Fornero, dice: tu lavoratore puoi andare in pensione a 64 anni se ci metti il tuo fondo pensione, cioè se la parte... Se privatamente ci hai provveduto in qualche modo a garantirti. Cioè anche qua, che secondo me questa cosa sta passando un po' troppo sotto silenzio, noi come SPI questa cosa l'abbiamo denunciata, ma insomma un po' in solitudine, è che anche lì si comincia a dire: se tu vuoi quel trattamento, in questo caso pensionistico, o vuoi quel trattamento sanitario, in una certa parte te lo devi pagare. Allora, dopo anni di bisogna eliminare gli sprechi, bisogna ridurre le tasse, eccetera, eccetera, stiamo arrivando al dunque. E il dunque è che o tu ci metti del tuo, oppure quel servizio non ce l'hai. Giusto, però, e adesso qua chiedo, ma anche a lei, può intervenire anche il nostro... Ma il tutto è legato al problema che abbiamo poca gente che lavora, che lavorerà, che quindi ci sono pochi giovani, e di conseguenza chi è che paga attualmente i pensionati? Noi stiamo pagando i pensionati. Se ci fossero più lavoratori il problema non si porrebbe, perché le proiezioni di baby boomers pensionati sono da pianto. Non dico le generazioni dopo, che proprio non ci pensano neanche, meglio pensare a un espatrio verso un paese, Costa Rica. Però posso dopo... Sì, sentiamo cosa ci obietta. No, beh... È vero, ci può stare anche questo come elemento, però bisogna sempre vedere come le cose vengono fatte, perché comunque devono essere tutelate delle fasce reddituali, comunque devono essere tutelati tra virgolette dei diritti acquisiti, comunque bisogna essere in condizione di garantire almeno lo status che si ha l'anno precedente, se si vuole entrare a gamba tesa a cambiare qualcosa, cosa che da questa manovra
sembrerebbe che non sia stato fatto, e dopo ne parleremo parlando dei lavoratori dipendenti, che effettivamente non è stata proprio così equa. No, ma chiedo, se ci fossero in proiezione più lavoratori attivi, e anche in proiezione tanti giovani che andranno a lavorare, che inizieranno a lavorare. Dal punto di vista dell'INPS sicuramente saremmo sì. Avremo possibilità di prendere. Sì. Perché la paura, cioè quello che ci hanno inculcato, ma il sindacato stesso ha fatto una campagna importante dicendo prendetevi un'assicurazione complementare, fate il versamento, anche ai giovani che dicevano ma se non arrivo neanche a fine mese come posso versare una complementare? Era legato al fatto che in proiezione ci saranno sempre meno lavoratori, sempre più pensionati, per carità meglio così che ci sia tanta gente che vive a lungo, però meno soldi che entreranno nelle casse, è così o no? Sì, però intanto vorrei dare una notizia. Ecco. Il fondo lavoratori dipendenti dell'INPS, quello diciamo da cui vengono prelevate le pensioni per i pensionati, cioè il fondo lavoratori dipendenti è inattivo. Attivo. Certo. Perfetto. E questo nel è una cosa senso che è ancora bene. buono. Ora, male. è evidente che se continui col calo demografico, se il lavoro, quello che c'è, è precario, saltuario, intermittente, part-time, involontario, eccetera, è chiaro che, come si dice, la contribuzione retribuito poco all'INPS, eccetera. Però attualmente il fondo è inattivo, cioè nel senso sta abbastanza bene. È evidente che noi ci poniamo con preoccupazione il futuro, perché è evidente che questa cosa, diciamo, il calo demografico, il restringimento della base occupazionale nel tempo rischia di produrre degli effetti preoccupanti anche dal punto di vista previdenziale, tant'è vero che noi a partire dagli anni 2000 abbiamo costruito attraverso i contratti collettivi la costituzione dei fondi di previdenza complementare, perché diciamo, avevamo immaginato appunto una seconda gambetta impostata in maniera completamente diversa rispetto al sistema previdenziale pubblico, che servirà, potrebbe servire che diciamo molto. Che è una forma di diciamo, assicurazione in proprio, tant'è che diciamo, i quattrini che io ci metto e che ci mette in parte il datore di lavoro può essere utilizzato per la mia pensione, per un'integrazione della mia pensione, ma può essere utilizzato anche per altre ragioni, per la ristrutturazione della casa, perché mi serve fino al 30% dell'accantonato, può essere utilizzato senza indicare una causale, cioè nel senso diciamo, sono quattrini miei che posso decidere entro certi limiti e come utilizzarli, che è la ragione per la quale abbiamo ritenuto profondamente sbagliato che questo governo abbia detto che se tu vuoi ridurre, anticipare la tua pensione da 67 a 64 anni, ci metti quella cifra lì, perché mettere assieme cose completamente diverse tra loro. L'una è la previdenza pubblica costruita con sistema ripartizione, eccetera, eccetera. Il fondo di previdenza è un fondo a capitalizzazione, però soldi miei. Quello che io non so nello preciso, non ho sentito questa frase per cui non posso assolutamente dire niente, però quello che io capivo è che anche voi avete detto attenzione ad andare in pensione con quota X, quota Y, quota cosa, perché prenderete di meno, per cui cerca di andare più in là possibile in pensione in modo tale che prendi di più, semplicizzando al massimo, o è sbagliato? Quindi se tu vuoi andare un po' prima ti devi... nel senso che per esempio, che ne so, quota 100 è stata fatta, qui aveva diciamo la combinazione tra anni di età e anni di contribuzione, realizzava quota 100, prendeva un po' meno di pensione, ma semplicemente perché anticipava di qualche anno l'uscita. Con quota 103 è diverso, nel senso cambia proprio il calcolo, cioè è cambiato proprio il film, insomma, nel senso dice ci vai con quota 103, ma il calcolo non è retributivo, ma è contributivo, cioè introduce un elemento distorsivo rispetto a quello che bisogna sempre stare attenti ad anticipare, cioè se anticipi cerca di proteggerti in qualche modo. Però quello che sto dicendo, tornando al discorso di prima, è che
stiamo andando verso piano piano verso una situazione per la quale se tu vuoi avere diciamo, quei servizi offerti dallo Stato, in qualche modo, in quota parte, te li devi pagare. Sulla sanità ormai funziona così. Ormai funziona così, perché quando tu hai liste di attesa infinite e uno ha un problema serio, si cerca la soluzione all'interno del privato. Certo. Perché così no, questo indubbiamente non è una cosa piacevole. Naturalmente questa cosa la fa chi è in condizione di poterlo fare, e ormai siamo attorno ai 4-5 milioni di persone che non si possono curare. Ma mi chiedo, è normale? E allora questa cosa che si continua a dire paghiamo meno tasse, ma può funzionare ancora? Ripeto, non è che sto dicendo, come diceva quello, che è bello pagare le tasse, perché insomma effettivamente è un costo, e lo dicevo prima e lo ripeto, ci guardiamo la busta paga e lì si vede. Però occorrerebbe intanto avere un po' più di riguardo circa le condizioni del lavoro dipendente, perché abbiamo visto la Meloni dice l'occupazione è aumentata. Sì, ma gli occupati si sono impoveriti, cioè nel senso che è possibile che non sia evidente che l'Italia è un paese che ha gli orari di lavoro più lunghi, che ha le retribuzioni più basse e che ha la produttività più bassa, perché ha gli investimenti più bassi, pubblici e privati, perché negli altri paesi europei ci sono orari di lavoro più... In Spagna hanno fatto l'ultima volta la riduzione dell'orario di lavoro, esatto, producono di più, hanno retribuzioni, abbiamo visto, dal 20 al 30% superiori alle nostre. Qual è la differenza? Hanno una produttività più alta, pagano meno tasse. Qual è la differenza? È che lì ci sono investimenti pubblici e privati su innovazione e sviluppo, innovazione di processo, innovazione di prodotto. O sto paese fa questa scelta qua, se no non ne andiamo fuori. E continuerà questa cosa in cui si dice ma paga meno tasse, in qualche modo arrangiati. Vale anche, e la chiudo qua, rispetto ai lavoratori autonomi, lo dicevo prima, che avrebbero bisogno anche loro di maggiori protezioni sociali perché e maggiori non fanno tutele. Figli, Però la logica di questo governo, e in realtà della destra, ma lo dico senza nessuna animosità, è ti faccio pagare meno tasse e poi per quanto riguarda la sfera dei diritti ti devi arrangiare. Però io ho visto destra, sinistra e centro nel passare del tempo che si pagavano sempre più tasse e diritti sempre un po' meno, tant'è vero che siamo arrivati al punto capolinea adesso che la natalità è sempre abbassata, nessuno vuole mettere su famiglie, gli anziani non stanno assolutamente bene, i giovani men che meno, per cui io non so se è una questione politica. È una questione generale di governance del nostro Paese, ma torniamo di nuovo sul merito, su queste questioni, anche entrando nel merito fiscale, dopo la pubblicità, tra qualche secondo. Allora, stiamo parlando di fiscalità, di tasse da pagare, sono comunque tante, di busta paga che non è così sorridente né per i lavoratori e neanche la pensione fa sorridere tanti pensionati. Io chiedo a lei, ne abbiamo parlato appunto con Massimo Cestaro, Graziano Basso, responsabile fiscale, vediamo un po' di capire per quest'anno cosa si presenta rispetto agli anni passati, c'è stata una modifica nel 2022, poi un'altra nel 2024, adesso novità del 2025, in modo proprio molto semplice per i nostri telespettatori, supportandoci anche da alcune slide, no? Allora, se vogliamo mandare la slide 4, intanto per concludere il discorso del dottor Cestaro, era per poter dare un attimo l'evidenza di come incidono le categorie di reddito prese proprio dalle dichiarazioni dei redditi a questo punto. Andiamo sullo spicciolo, quello che è poi quello che io gestisco. Vedendo praticamente la slide, praticamente si può vedere che il 51,9% di tutte le dichiarazioni dei redditi presentate sono i redditi di lavoro sono date dai redditi di lavoro dipendenti, per cui dai lavoratori dipendenti. Il 29,6% è data dai redditi di pensione, per cui abbiamo già
una buona percentuale di reddito italiano che è coperta da queste due tipologie di redditi. Poi il lavoro autonomo influisce solamente, tra virgolette, dal 6,4%. Che è quello verdino, che giusto? È il verde, Verdino, sì. Poi c'è il 5% dei redditi di partecipazione, che è quello rosso, lo spicchietto rosso piccolo sotto il Che verde. sarebbero quali quelli di partecipazione? Praticamente se hai delle quote di partecipazione in aziende, hai quei redditi insomma, un po' di elitario. nicchia che non hanno i Sì, lavoratori o le persone normali, sono determinate categorie settoriali ben precise. Poi ci sono i redditi di impresa, che sono una piccola parte, ed infine ci sono i redditi di fabbricati puri e i redditi di capitale, per cui si può notare da questa torta, da questo grafico, che praticamente la stragrande maggioranza delle entrate prodotte per lo Stato derivano dal reddito di lavoro dipendente e dalla pensione. Ecco perché il dottor Cestaro continuava a dire che effettivamente, partendo dalle dichiarazioni dei redditi, quella era l'incidenza, per cui sono quelli che pagano le tasse, e purtroppo sono anche i soggetti che alla fine, tra tutte le categorie là elencate, hanno meno possibilità di evadere o meno possibilità di scappare, perché tanto sono tutti figli della stessa cosa unica, che è la certificazione unica, che è il Q, la CU, che è erogata da un sostituto d'imposta, per cui già ti autodichiara, cioè ti dichiara già per conto tuo dei redditi, tu devi solo fare l'aggiunta con i redditi tuoi personali, oppure puoi portare in detrazione delle cose da scontare. Io le chiedo questo perché tante volte abbiamo degli imprenditori, presidenti di categoria eccetera, che sono presenti, che lamentano appunto pochi giovani che vanno all'estero, lavoratori anche in età che vanno all'estero, insomma queste migrazioni lo sappiamo benissimo, sono dati eclatanti anche qua in Veneto, e che comunque non richiederebbe una retribuzione più alta, ma risulta difficile perché abbiamo una tassazione molto alta, quindi anche per il datore di lavoro dare 1.000 vuol dire versare 2.000, insomma in soldoni. Sì, detta così sì, forse mentre magari, in altri paesi non è così. Ma magari non che ritorna è solo, a quanto diceva Cestaro, sì, poi. Non è solo la tassazione, è quello che si diceva prima, ci sono anche i contributi, per cui un dipendente, tassazione, contributi, assicurazioni varie, perché comunque il dipendente deve essere messo in regola, cioè se viene assunto viene messo in regola e deve coprire tutte le parti relative previste dal contratto nazionale del lavoro. Quindi abbiamo una busta paga pesante anche per il datore, mi sembra. Il costo, allora in quel caso non sono le tasse, è il costo del lavoratore, che una parte è data dalle tasse, una parte è data dai contributi e da tutte le altre oneri accessori che servono per mantenere in piedi il rapporto di lavoro e tutte le assicurazioni che il lavoratore deve avere per poter operare in sicurezza e quant'altro. Perfetto. Tornando al discorso che faceva il segretario, dove allora si può tagliare? Chiedo a lei, dopo chiedo anche naturalmente a Giuliano Ferranti, per spiegare ai nostri telespettatori, perché alla fine dice sì, se vuoi che mio figlio non vada via, che io non me ne vada via o che continui a lavorare, dammi una gratificazione in più. Lo Stato cosa fa? Deve diminuire le tasse, perché se i servizi, se la previdenza... dovrebbe, allora, è il gatto che si mangia la coda praticamente, è il cane che si mangia la coda, come si vuol dire. Perché praticamente se tolgo da una parte, ormai, allora, partiamo dal presupposto che la coperta è piccola e la tiri da una parte o la tiri dall'altra è difficile. Si provano a fare delle riforme, si prova a modificare la tassazione come stanno facendo, però per quanto riguarda il lavoratore che va cioè il ragazzo che va all'estero a studiare, ha delle agevolazioni perché effettivamente gli stipendi sono più alti, i servizi che gli danno sono più alti. Hanno cercato anche di richiamare i lavoratori in Italia, i cosiddetti impatriati, un nome un po' strano, ma che annovera una condizione fiscale per cui vengono date delle agevolazioni fiscali alle persone che ritornano in Italia a lavorare, con la riduzione, in quel caso con la riduzione fino al 50% o 90% a seconda della zona d'Italia in cui rientrano a lavorare, dal reddito imponibile. Però non è così, cioè bisogna lavorare di cesello, bisogna capire cosa non far fuggire, ecco, più che altro. Non è semplice dire faccio pagare meno tasse, è tutto l'insieme del meccanismo che è un po' difficile. Però qualcosa bisogna trovare. Qualcosa bisogna trovare, però sicuramente quello che hanno fatto adesso, a mio avviso, da fiscalista le posso assicurare di no. Perché se vuole possiamo partire anche dalla slide 6. Se vuole, adesso la vediamo, voglio solo mettere un attimo, dare la voce a Ferranti. Secondo lei, Ferranti,
che cosa andrebbe toccato in questa benedetta o pensione o busta paga per dare qualche cosa in più ai lavoratori, perché senza potere di acquisto l'Italia si piega su se stessa, visto che l'export adesso avrà dei piccoli problemi. Guarda, buonasera a tutti. Il problema comunque non è esclusivamente del fisco. Dal punto fiscale, uno dei primi interventi da fare soprattutto è di perseguire l'evasione fiscale e l'elusione fiscale, perché è vero che qualcosa si sta facendo, però è sempre molto poco, tant'è vero c'è che le cifre, tra l'altro quello che il collega Massimo Cestaro prima ricordava, parliamo di cifre non piccole, intorno a 100 miliardi annui. Quindi la prima cosa è questa. Sul fronte fiscale, comunque le intenzioni, almeno quelle dichiarate anche nella legge delega, perché qualcosa questo governo ha cominciato a fare sul riordino, la riforma fiscale, i principi e i criteri direttivi individuati da quella legge delega vanno almeno nei propositi oppure nelle dichiarazioni, vanno nella direzione giusta, cioè nel senso che vanno verso l'equità orizzontale. Equità orizzontale che cosa significa? Che a parità di imponibile fiscale di ogni contribuente dovrebbe risultare lo stesso versamento di tasse, cosa che poi vediamo invece purtroppo, queste sono le dichiarazioni che vengono fatte, però quando andremo a vedere i risultati, poi ci arriveremo nel corso della trasmissione, i risultati poi non sono effettivamente questi. E l'altro aspetto che va rivisto è sulla progressività, perché non è solo la proporzionalità il pagare le tasse, perché io pago una percentuale, ma non devo pagare la stessa percentuale se ho un reddito annuo di milioni di euro, non posso pagare la stessa percentuale che paga chi arriva sì e no a 15-20 mila euro l'anno, tanto per vivere e anche in malo modo. Perché la Carta Costituzionale parla soprattutto di progressività, e la progressività significa che in un certo senso è il contrario della flat tax, quella cosa che invece il governo sta facendo, perché come vedremo poi su alcuni esempi che abbiamo elaborato come centro dello CGIL, si creano delle differenze che piuttosto che andare appunto nel verso dell'equità fiscale si va verso l'opposto. Quindi certamente non è che i margini di intervento siano così ampi, perché come veniva detto prima la coperta è stretta, è corta, però degli interventi cesellati veramente si potrebbero fare, però nel verso giusto. Grazie. Torniamo a noi. Diceva la slide 6 perché? Diceva la slide 6 perché è la partenza, ovvero quello che avevamo fino all'anno scorso dal punto di vista del lavoratore dipendente. Quindi siamo al 2024. Fino all'anno scorso avevamo il cuneo contributivo, che era la forma di agevolazione che ci era consentita per legge. Prima avevamo parlato di tasse e contributi per ricollegarsi, no? Allora, dallo stipendio che è previsto dal contratto nazionale lordo, praticamente, il lavoratore deve pagarsi una piccola parte di contributi per andare in pensione. Okay? Certo. La quota più o meno è del 9-19% dello stipendio lordo. Questa quota è deducibile, nel senso che le tasse io le pagherò dallo tottalone grande meno il 9-19, dalla parte la tassazione. Cosa hanno fatto col cuneo contributivo? Praticamente hanno fatto degli sconti. Nel 2025. Nel 2024, col cuneo contributivo, hanno fatto degli sconti, per cui invece di farci pagare il 9,19, per esempio per i lavoratori fino a 25.000 euro,
hanno fatto uno sconto del 7%, per cui i lavoratori in busta paga hanno pagato solo il 2,19% contro il 9,19% fino a 25.000 euro. Dai 25.000 ai 35.000 invece lo sconto si è ridotto di un punto percentuale, per cui dal 9,19 ha pagato il 3,19. Da lì questo faceva sì che il liquido in busta paga fosse un po' più alto mensilmente. Certo. E questa era la situazione di partenza fino al 31/12/2024. Adesso con la riforma fiscale, se andiamo a vedere la slide 7, guardiamo il cuneo fiscale. Passiamo dal cuneo contributivo, ovvero dallo sconto dei contributi. Quindi ecco, questo detto così uno non ci pensa, esatto, prima si sono toccati i contributi, che quindi non è una cosa proprio fantastica toccare i contributi, perché sono quelli che ti serviranno per andare in pensione, certo, giusto? Più ne versi, più avrai la pensione. Se io taglio sui contributi ci rimetto un pochettino. Adesso invece certo, si è giocato non più sui contributi, ma si torna a versare il 9,19 di contributi, prima, ovvero il lavoratore si paga la sua quota normale di contributi, solamente che vengono dati o un bonus in base al reddito, oppure viene dato praticamente un'ulteriore detrazione in busta paga. A seconda della fascia di reddito. Per cui c'è un bonus che arriva fino ai 20.000 euro, che è una quota esente di reddito, per cui ti danno questa somma, è esentasse e ce l'avrai in busta paga. Quindi entro i 20.000 euro, lordi o netti? Parliamo di lordi. Ecco, questa, cari telespettatori, ricordatevi, perché lo so che è un problema, si parla di lordo, quindi vuol dire un netto di, quanto sarà? 11, 12, giù di là? No, di più. Di più? 13? Comunque. E quindi non ci sono tasse? Non ci sono tasse su questa somma, non concorrono alla formazione del reddito. Questa somma è un bonus che viene, come fosse un bonus che viene dato. Praticamente anche qui ha un decalage, ovvero parte da una percentuale del 7,1% fino ad arrivare al 4,8% ed è un bonus come fosse un bonus esentasse. Entra nella certificazione unica, ovvero nella CU, del lavoratore dipendente solamente come reddito esente, però non fa reddito ai fini delle imposte sui redditi l'anno prossimo. Invece, se il lavoratore si trova tra i 20 e i 40.000 euro, può aver diritto invece a un'ulteriore detrazione, che è uno sconto sulle tasse che deve pagare. Okay? Uno sconto sulle tasse? Sì. Cambia la modulazione, ok? Cioè vuol dire che non gli cambia niente in busta paga, ma no, gli cambia perché questo sconto parte da 1.000 euro fino ad azzerarsi, per cui avrà una fascia fissa, per cui da 20.000 euro a 30.000 euro il dipendente potrà godere dei 1.000 euro fissi. In un anno 1.000 euro? 1.000 euro in un anno, ok? E mentre tra la fascia tra i 32.000 euro e i 40.000 euro la detrazione diminuisce all'aumentare del reddito, per cui partirà da 1.000 euro fino ad azzerarsi in quella Quindi fascia è di progressiva? È inversamente proporzionale al reddito, praticamente, cioè scende all'aumentare del reddito fino ad azzerarsi. Okay. Questa è praticamente come hanno rimodulato, sono passati dal cuneo contributivo al cuneo fiscale, proprio stretto. Però questa cosa non è del tutto indolore, perché con il centro studi sono stati fatti tutti i calcoli che sono poi stati riassunti nella slide 8, quello è il sunto dei sunti e sono pagine e pagine di calcoli, perché sono state prese tutte le parità di stipendi di valore stipendi lordi contributivi parificati e calcolato prima il cuneo contributivo e dopo il cuneo fiscale, e praticamente abbiamo le differenze che si sono create. Praticamente, siccome non c'è stata un'accortezza nell'applicare la nuova regola, non ci si è accorti che si è penalizzata la fascia dagli 8.500 ai 9.000 euro, il lavoro dipendente tra gli 8.500 e i 9.000 euro, che purtroppo invece di avere dei benefici perdono 1.200 euro. Oh, caspita. Perché praticamente il gioco dei contributi che c'era l'anno scorso praticamente faceva sì che queste persone potessero godere del trattamento integrativo. Vi ricordate che
Anche gli anni scorsi abbiamo parlato del trattamento Certo. integrativo, che è quella quota integrativa che permette di avere un'agevolazione Certo. all'interno o della dichiarazione dei redditi, se faccio la dichiarazione dei redditi se non ho richiesto al mio datore di lavoro, oppure se è l'agevolazione che posso richiedere al mio datore di lavoro, e sicuramente sono i 1.200 euro annui, per cui 100 euro al mese. Chiaro. Ok? Questa viene persa perché manca un correttivo nella manovra. Questa è la prima grande svista, tra virgolette, che è stata anche riconosciuta e di cui stiamo attendendo, è stata fatta presente, stiamo attendendo che il Ministero provveda a sopperire a questa Certo. ingiustizia, perché come dicevo prima, se si passa da una modalità di tassazione, in questo caso dal cuneo contributivo al cuneo fiscale, quella fascia di reddito doveva essere garantito almeno di avere zero di sconquasso, anzi l'avrebbe dovuto guadagnare, visto che ha un reddito basso sì. e ha poca facoltà di portarsi spese in detrazione, ha poco modo di recuperarsi e rimane Chiaro. molto Quindi poco. questo deve essere ancora dibattuto. Questa deve essere ripresa in mano e posto in essere il correttivo. Perché per norma italiana, quando io introduco un'innovazione nella tassazione, devo fare saldi i diritti precedentemente acquisiti. Per cui o applico un correttivo, come è stato fatto l'anno scorso, cambiando la detrazione di lavoro dipendente, aumentando la detrazione di lavoro dipendente, hanno messo 75 euro una differenza di 75 euro nel calcolo del trattamento integrativo per non farlo perdere a una fascia di reddito. Qui si sarebbe dovuto pensare, per quella fascia di reddito, di introdurre un correttivo nel calcolo della formula in modo da assicurare i 1.200 euro anche a quelle persone. Perfetto. Detto questo, adesso andiamo in pubblicità, ritorniamo insieme e parleremo anche delle aliquote. Ci sono tre aliquote importanti, 23%, 35% e 43%. Se uno slitta da un'aliquota all'altra, una bella botta, perché c'è uno sconquasso. E perché queste aliquote sono di redditi? Ne rientrano anche, faccio l'esempio, il pensionato che prende un affitto per una collocazione, eccetera. Fa reddito? Allora, sì, se ha una locazione normale, sì, se ha una cedolare secca, no, perché è un'imposta sostitutiva, Perfetto, per cui ha una tassazione diversa. Quindi attenzione anche a questo. Pubblicità, poi torniamo insieme. Eccoci qua nuovamente, stavamo intanto chiacchierando, parlavamo anche di figli a carico, ma ci arriviamo. Io volevo dare la parola adesso a Giuliano Ferranti, perché siamo arrivati alle tre aliquote che accennavo prima, quindi spiegami ai nostri telespettatori, è una novità molto importante, oltre al fatto che secondo me è bene far capire che questa manovra è strutturale, giusto? Non è solo per quest'anno, ma dovrebbe essere vita niente perenne nel nostro stato, però insomma dovrebbe essere duratura. Ci racconti? Sì. Possiamo vedere la slide numero 9. Sì, prego, tanto noi la sentiamo, ci parli. Allora, perché già con la legge del bilancio dello scorso anno, del 2024, gli scaglioni di reddito con relative aliquote d'imposta vennero ridotte da 4 a 3. Questo spesso viene ricordato che negli anni 80 erano ben di più di 4-5, anzi già nel 2000, 4-5 anni fa erano 5 e poi tendenzialmente si stanno riducendo. Qui ripetiamo che l'obiettivo, almeno l'obiettivo dichiarato... Cosa? Dicevo, era stata fatta una pressione ai governi che si sono succeduti per ridurre queste benedette aliquote? No, diciamo di no, mo è inutile rifare la storia, perché secondo il mio modesto parere quell'aliquota sul primo scaglione di reddito, che adesso è stato innalzato fino a 28.000, ma prima fino al 2023 non era fino a 28.000 ma si fermava a 15.000, dopo sono stati accorpati i primi due scaglioni di reddito. Quel 23% è un'aliquota abbastanza alta, no? Perché non è il 23% dello stipendio. Quindi adesso l'intenzione, siccome in base a quel disegno di legge
è quella di arrivare addirittura a un'aliquota unica per tutto e rivedere poi la progressività, non tanto con gli scaglioni di reddito e le aliquote, ma bensì con le detrazioni. Ancora però il discorso ancora non è ben delineato, anzi i primi effetti che noi denunciamo dal punto di vista della tassazione dei pensionati vanno proprio a scapito dei pensionati, non solo del lavoro dipendente, ma anche in particolar modo dei pensionati. Cioè la tassazione come funziona in sostanza? Si determina l'aliquota, cioè sulla base del reddito che uno produce, e questo vale per tutti, per qualsiasi tipologia di reddito. Ovviamente io mi riferisco non a quelli ad imposta sostitutiva, parliamo di IRPEF, quindi tutti i redditi assoggettabili al massimo, ci faccia sempre capire proprio come una battuta, semplificando al massimo, perché se no non ci riescono a seguire da casa. Ci dica. C'è il reddito da lavoro dipendente e da pensione, così come il reddito autonomo, però non il regime forfettario, ma il regime ordinario, così come l'affitto, come veniva detto prima, a meno che uno non c'ha l'affitto, quello con la cellulare secca, che quello è sostitutivo, tutti gli altri redditi diciamo che sono assoggettabili ad IRPEF. Prima il collega Graziano Basso ha mostrato appunto quella torta dove venivano rappresentati tutti i redditi che sono assoggettabili all'IRPEF, come abbiamo visto 81,5% di quel reddito che è assoggettabile all'IRPEF dal lavoro dipendente e dai pensionati. Poi abbiamo le altre piccole fettine della torta fino ad arrivare al 100%, e complessivamente questo monte sfiora quasi il miliardo, cioè 970-980 miliardi si arriva a tutta quella torta lì. Quindi quando parliamo di IRPEF, da questi redditi che sono rappresentati in questa slide numero 4. È più chiaro adesso? Sì, no, ma volevo arrivare un po' al dunque, nel senso che alla fin fine abbiamo queste tre aliquote, se uno slitta da una all'altra perché magari c'è un reddito... Se uno slitta dall'una all'altra va per scaglioni di reddito, quindi se io ho un reddito nei 6.000 euro, come sarò tassato? I primi 28.100, gli altri 22.000, cioè per quella fascia di reddito che va tra 28 e 50.000, verranno tassati al 35%. Ah, quindi quel plus praticamente, chiaro. 100.000 scaglioni, chiaro? Okay. Chiaro. Quindi ecco, per semplicizzare, eccolo qua. E qui, eccola, questa è la progressività, cioè in questi scaglioni ancora, no? Perché fino a quel... Chiaro. Vabbè, ovviamente la perdiamo un pochettino. La perdiamo. Le perdiamo la sua voce un pochettino. Do la parola un attimo, perché magari adesso vediamo se il collegamento si ripristina meglio, a Graziano Basso. Quindi non è che uno improvvisamente passa completamente per tutto all'importo più elevato, ma soltanto per quella differenza. Questo è già più importante far capire. Con i tre scaglioni oltretutto allargati come sono adesso, anche c'è meno possibilità di fare come gli anni precedenti, quando c'erano, appunto ricordava il collega, c'erano 5 o 6 aliquote, allora era più facile sconfinare e magari avevi il problema quando andavi a dichiarazione. Però ciò non toglie che comunque sono tre aliquote, può succedere se sei borderline, cioè tra l'una e l'altra, che il reddito che si aggiunge passi allo scaglione successivo. Il reddito che si aggiunge, benissimo, questa è la questione. Marginale, perfetto. Torniamo, vediamo se riusciamo a sentirla meglio, adesso prego, ci spieghi la parte restante. Sì. Quindi Allora, la parte restante, per dire, adesso Graziano Basso prima ha spiegato come dire fatto quella sostituzione per gli effetti del cuneo contributivo per non ridurre gli stipendi, si è sostituito quel beneficio, diciamo, della decontribuzione con dei nuove detrazioni
Niente. Però Io devo ha interromperla regolato- perché proprio non riusciamo a seguirla, perdiamo la linea. Prenda lei la parola e mi dispiace anche, però io immagino da casa a un certo punto ci abbandonano perché non riescono a seguirci. Sostanzialmente che cosa è cambiato allora? Allora, Facciamo un sunto rapido, semplificando. Un sunto. Sostanzialmente cosa è cambiato? Che non si gioca più sui contributi, ma si gioca sostanzialmente su questo bonus, che è Quindi c'è esentasse, il bonus. e una detrazione, come ha detto anche Giuliano. E questo è importante, voi siete detrazione. contenti che sui contributi non si giochi più, giusto segretario? Perché sennò... Sì, comunque i contributi erano fiscalizzati, Esatto, quindi non sì. è che sparivano i contributi. Ah, va Erano- bene, erano proprio di- sapevo che c'era un... Figuravano, ma non avevano una valenza, comunque non venivano persi, perché nessuno Certo. può togliere un diritto. per È fortuna. sempre per il fatto che non si possono Certo. ledere i diritti altrui. La cosa è che questo cuneo che è stato introdotto fiscale praticamente ha prodotto che per tutta una serie di fasce di reddito solo piccole fasce hanno guadagnato un po' e al massimo 100 euro l'anno. Le altre, a parte i 1000 euro di che parlavamo prima per l'ulteriore detrazione, tutte le fasce di mezzo che erano contemplate prima dei 30.000 euro, praticamente la fascia Sì. quella dei 1000 euro, chi più chi meno perde intorno ai 100 euro, 98 euro l'anno, si sciolgono nelle 12 mensilità, però- si perdono, però di qui, ribadisco, non c'è stata l'attenzione di non ledere quel diritto che era assicurato con il precedente. Bastava un semplice correttivo nel calcolo della formula. Ecco, ma questa cosa qui non è stata evidenziata da voi, dal sindacato? È stata Certo. Sì, a viva voce. a viva voce. Certo. E cosa è stato detto? Vedremo come intervenire. Ah, Ecco, quindi siamo in attesa. allora siamo in attesa. Poi? Poi parliamo dei figli a carico, Sì, tiriamoli fuori rapidamente. perché purtroppo hanno toccato tutta questa parte qui, però bisogna anche tenere in considerazione che hanno rimodulato anche le detrazioni, ovvero gli sconti fiscali che io posso avere per un figlio a carico, un possibile figlio a carico, per cui la detrazione di 950 euro che nominale, perché poi diminuisce all'aumentare del reddito quei 950 euro, io non sono più figlio dal momento, se sono un figlio Sì. al compimento del 30° anno di età, io non sono più un figlio considerato fiscalmente a carico. Però è anche giusto, 30 anni, dai. Beh, È se un modo per però, farli se lavorare. però il figlio mi diventa disoccupato, cioè ho il figlio disoccupato che non trova lavoro, io genitore, potrei mettermi il figlio a carico e potrei anche utilizzare tutti quelli che sono i benefici fiscali del figlio a carico. Però se è Adesso non lo disabile, posso più. però se è disabile, Invece se è se è disabile disabile. senza limite di età. Questa hanno anche rimodulato gli altri familiari a carico, le detrazioni per gli altri familiari a carico, per cui io posso adesso dal 2025 solamente godere delle detrazioni per eventuali genitori o nonni. Prima se avevo un fratello che era in difficoltà, se conviveva con me, potevo dargli un aiuto e me lo mettevo a carico. Adesso non ho più questa possibilità. Un nipote non posso più, e questo è trasversale tra lavoratori dipendenti, pensionati, qualsiasi tipologia di persona fisica, ok? E qualsiasi tipologia di reddito che questa Però si era persona fisica. scoperto nel frattempo che tanti ne avevano, magari non in Veneto, lei si occupa nord-est, in altre regioni d'Italia, ne avevano approfittato di questa situazione, Sì, di nipoti ma- che avevano fatto strategie, cose, Sì, ne è venuto ma fuori là di tutto e di stiamo più. passando sull'altra stretta A che hanno proposito. fatto a livello di erogazione delle detrazioni che riguarda i cittadini extracomunitari. E qui, Per cui quello. qui hanno posto in essere delle norme restrittive, nel senso che se fino all'anno scorso, se i figli o gli altri familiari non erano nel territorio dello Stato, ma il lavoratore era in grado di certificare che erano figli e che avevano i requisiti reddituali, potevano godere delle detrazioni. Adesso non è più proprio così, nel senso che hanno posto in essere che se un lavoratore in Italia non cittadino italiano, non cittadino europeo, lavora in Italia, non ha diritto alle detrazioni se praticamente i figli o la moglie sono residenti all'estero. Certo. Mentre se sono appartenenti, se sono considerati italiani, perché hanno il permesso, sono correttamente iscritti all'albo, oppure hanno la cittadinanza di un paese membro dell'Unione Europea, oppure dell'accordo della Chiaro. ZEE, degli Liechtenstein, Norvegia e Islanda, in quel caso allora le cose si rimodulano, però hanno toccato.
ma non hanno toccato anche solo questo, hanno toccato anche le altre detrazioni, tipo le spese che si portano in detrazione con la dichiarazione dei redditi. Hanno ridotto prima che però era stata anche l'Europa a far pressione su sta roba qua, che non è tanto piacevole agli italiani, però in Europa, no, non ci hanno fatto un pressing su questo discorso. Però per esempio si parlava di sprechi, prima Massimo sì. parlava di sprechi, si parlava di ci hanno anche imposto che entro il 2030 dovremmo avere le case green, sì, infatti e ci hanno ridotto, arriveremo al 30% delle detrazioni sulle case, sui lavori sulle case, per renderle green, cioè capiamoci, cioè, ci sono delle riduzioni, e anche le spese per determinate categorie di reddito verranno divise, ci sarà un quoziente familiare che verrà applicato, e per cui il singolo è molto penalizzato, se uno è singolo è molto penalizzato con fascia di reddito sopra i 75.000 euro, per carità di Dio, però può portare in detrazione solo 4.000 euro di spese, e per gli altri invece inciderà se ha uno o più figli, o se ha un figlio disabile, per avere un po' di più, ma non prenderà più l'intero come aspettava per la capienza delle imposte che pagava, perché fino all'anno scorso, anzi non è vero, fino a 2 anni fa, se io avevo capienza di imposta, dovevo pagare tanta imposta, qualsiasi fosse la spesa, potevo portarla in detrazione, in deduzione. Certo. Invece adesso non è più così. Avevano già approvato l'anno scorso, per cui nel 730 di quest'anno, chi ha redditi pensionati o lavoratori superiori ai 50.000 euro, automaticamente c'è una detrazione di una decurtazione di 260 euro delle spese portate in detrazione. Chiaro, benissimo. Siamo arrivati a un termine, per cui voi del sindacato che cosa chiedete? Diciamo, che cosa proponete? No, rapidamente. Diciamo, sì, ma rapidamente. Adesso insomma ci sono un paio di slide da vedere, ma non abbiamo tempo. Quello che anche la Costituzione dice equità fiscale, ecco, noi vorremmo che ci fosse equità fiscale, quella cosa banale per cui a parità di reddito uno paga le stesse tasse. E non è così, nel senso che già in quella percentuale che abbiamo visto di tassazione, che oltre l'80% della tassazione è sostenuta da lavoratori dipendenti e pensionati, ma se andiamo a guardare le differenze tra lavoratori e dipendenti e pensionati, sì, diciamo, i pensionati pagano più tasse dei lavoratori dipendenti. E i lavoratori dipendenti pagano più tasse dei lavoratori autonomi a parità di reddito. Chiaro. Cioè, preso lo stesso reddito, ci sono queste differenze, per non parlare poi dei redditi da capitale, eccetera, eccetera. Allora, se un paese civile dice quanto paghi tu 100, quanto prendi tu, quanto è il tuo reddito 100, quanto paghi di tasse 20, 30, fine, allora questa cosa è un ulteriore elemento di disparità all'interno di chi produce reddito. E questa cosa non va bene. Adesso, ripeto, non abbiamo tempo per vedere. No, infatti siamo al termine appunto. Però a volte le differenze sono veramente importanti. Per esempio, per un reddito fino a 18.000 euro, il pensionato paga 2.000 euro in più di tasse rispetto al lavoratore dipendente, e questa cosa non è giusta, insomma. Quindi rivedere, rianalizzare questi aspetti. E poi una grandissima battaglia contro l'evasione fiscale, che non è possibile anche all'alba del terzo millennio, ma possibile che non siamo in grado di incrociare i dati? Allora, dai, insomma, no, nel senso, allora qui c'è un problema di volontà, per cui si fanno alcune cose, ma non si fanno quelle cose che servono a determinare un cambiamento di rotta, che è quello che stiamo chiedendo da un sacco di tempo. Allora, abbiamo cercato di fare un po' di chiarezza su questa situazione, ci sarebbe ancora tanto da dire, magari avremo l'opportunità di farlo, senza dubbio, con i nostri ospiti. Noi siamo giunti al termine. Io voglio ringraziare Giuliano Ferranti del Dipartimento Previdenza Fisco CGIL Nazionale. Mi dispiace averlo interrotto, ma avevamo un collegamento che purtroppo non andava, siamo stati sfortunati. Grazie comunque e speriamo di averla magari fisicamente ospite con noi, vista la sua grande competenza. Grazie naturalmente a Graziano Basso, responsabile fiscale CAF CGIL del Nord-Est, che ci ha dato i lumi su queste novità fiscali 2025, e naturalmente per quel che riguarda lo SPCGIL Massimo Cestaro, segretario SPCGIL del Veneto.
Vi aggiorneremo i nostri telespettatori se ci saranno qualche novità. Voi avete Certo. fatto giustamente queste istanze alla luce di un centro studi estremamente all'avanguardia, che funziona molto molto bene a livello nazionale e territoriale, bisogna ricordarlo, per lo SPCGL, e come sempre, visto che si parla di soldini, fatevi dare una controllata dallo SPCGL alla vostra pensione, che magari qualche cosa non si possa anche recuperare, vero segretario? Certo. E quello male non fa. Grazie a voi telespettatori, buona serata, buon proseguimento, rivedete la nostra puntata sul web e su YouTube.